Giornata nazionale dell'infermiere, qui un convegno con proposte e richieste. La Regione ha qualche difficoltà nel piano sociosanitario, che cosa ci vorrebbe? Noi abbiamo bisogno, per poter valorizzare il nostro piano sociosanitario, valorizzare il ruolo degli infermieri, noi avremmo bisogno che a livello centrale ci fosse lo sblocco delle competenze avanzate delle professioni sanitarie, in particolare dell'infermiere. È previsto da un articolo della legge finanziaria, dell'attuale legge finanziaria, sarà oggetto di un'intesa Stato-Regioni e abbiamo la necessità che questa intesa possa essere al più presto portata avanti. Ecco, il welfare ha sempre fatto questa domanda di essere più vicino al cittadino, soprattutto nell'assistenza domiciliare. Come sono messi? Noi in questo momento abbiamo un'organizzazione prevista dal piano sociosanitario dove il fulcro dell'assistenza si sposta verso il territorio, si sposta verso il cittadino. Abbiamo fatto un accordo con i medici di medicina generale per sviluppare le cure primarie secondo il modello della medicina di gruppo integrata. Medicina di gruppo integrata con chi integrata? Con gli infermieri, i quali dovranno avere un ruolo molto importante e fondamentale di presa in carico del cittadino nel territorio. Vanno aumentate le loro competenze e va coperto in questo momento una difficoltà legislativa nazionale proprio per far sì che chi si occupa di queste competenze avanzate lo possa fare in maniera serena e avendo la certezza che sta svolgendo una mansione prevista dalla legge.